Un saluto a tutti, bentornati a Missione Mondo. Questa volta la linea la prendiamo all'esterno, siamo infatti nella scuola di San Lorenzo della Costa, sopra Santa Margherita Ligure, per toccare dal vivo un tema importante di cui vi abbiamo parlato in queste settimane, che è quello dell'accoglienza. Lo abbiamo declinato in vari modi, guardando anche dei documentari, sentendo alcune testimonianze. Oggi vi raccontiamo la storia di un ragazzo che ha lasciato il suo paese, l'Egitto, ed è Remon Karam, e una famiglia siciliana che lo ha accolto. Loro sono venuti qui da noi per portare la loro testimonianza nelle scuole su invito di Don Gian Emanuele Muratore, che è parroco di Santa Margherita Ligure. Buonasera. Buonasera. Intanto diciamo subito perché questo spunto, perché portare la storia di Remon qui da noi. Sì, è dentro un progetto più ampio che abbraccia un po' il cammino di questo anno, il progetto a cui abbiamo dato come titolo Cura di Migrante, sull'onda un po' un analogo progetto l'anno scorso sul tema della legalità, io non ho paura. Quest'anno abbiamo scelto come tema quello scottante, attuale, dei migranti e dell'accoglienza, anche perché vorremmo aiutare tutti, aiutarci ad aprirci anche noi all'accoglienza nel nostro piccolo. E dunque questo tema dei migranti che vogliamo coniugare un po' in 3 passaggi: conoscere innanzitutto, soprattutto per evitare i pregiudizi facili, insomma le cose per sentito dire, accogliere poi come a fatica a cui aprirci, per poi giungere alla terza fase che è il convivere. Allora all'interno di questo primo passaggio, conoscere, abbiamo attraverso la lettura del libro che racconta la storia di Remon, abbiamo pensato di invitare lui, invitare la famiglia che lo ha accolto, appunto portare nelle scuole e anche in parrocchia questa loro testimonianza. Spesso si guarda all'accoglienza, mi viene da dire con un fare anche un po' egoistico, eppure accoglienza mette insieme delle persone, in realtà mette insieme delle storie, come in questo caso sono 2 storie diverse che si uniscono. Iniziamo con la storia di Remon, che dicevamo a 14 anni ha lasciato l'Egitto. Dove vivevi? Al Cairo. Perché hai deciso di lasciare la tua terra? Vabbè, intanto la decisione l'ho presa da solo, senza chiedere nessun consiglio ai miei genitori, perché logicamente non mi avrebbero fatto partire se l'avessi chiesto a loro. Diciamo Che situazione c'era in quel momento in Egitto? Diciamo che prima della primavera araba, che già voi conoscete, si viveva, diciamo, meglio, possiamo dire meglio, più pacificamente sia con i musulmani che con chiunque. Poi dalla primavera araba in poi questi gruppetti di musulmani, che possiamo chiamare fratelli musulmani, che sono quelli più estremisti, si sono fatti notare, sono usciti dalle loro case e ormai vogliono tutto il potere loro, ovviamente diffondendo la loro religione e imponendoci a fare delle cose che noi forse non vogliamo. Come per esempio io come cristiano ero obbligato a memorizzare i testi del Corano, che anche se non sono della mia religione però ero obbligato a farlo, e se non lo facevo venivo bacchettato a scuola. Ed ero obbligato a memorizzare questi testi, anche se la religione non era mia, la religione, perché io sono un cristiano copto. Ma non solo, anche la libertà di camminare per le strade così, professando la propria fede, entrare in chiesa senza guardarsi alle spalle per vedere se c'era qualcuno che può farci del male. Ormai questa libertà non c'era più. Infatti a maggior ragione mio cugino è stato ucciso nel giorno di Capodanno perché voleva festeggiare così di fronte alla sua chiesa. Diciamo che questa serie di motivi mi hanno spinto a prendere questa decisione. A un certo punto hai visto che non c'era più futuro e soprattutto non c'era la possibilità di realizzare i tuoi sogni e avere la libertà. Sì, perché ormai anche per studiare non c'era più bisogno di studiare, ma bastava, per avere un voto buono, bastava pagare i professori. A maggior ragione ero anche cristiano e tutti i miei professori erano musulmani. E non erano musulmani perché ovviamente non devo dire che tutti i musulmani sono gli stessi, perché anzi ho tutti i miei amici, i migliori amici che sono musulmani come i miei fratelli, però c'è sempre quella piccola parte di popolazione che un po' ci vuole male a noi cristiani. Quindi mio padre era obbligato a pagare il doposcuola mio e quello di mio fratello e spendere tutto il suo stipendio per un doposcuola che forse io non avevo bisogno. Quindi il futuro ormai non c'era più, bastava pagare per avere un futuro.
Questo si comprende anche perché di recente c'è stato un attentato ai cristiani copti proprio in Egitto, quindi sicuramente la situazione è e resta molto delicata. Questa è la storia di Raymond, poi la approfondiremo perché c'è tutta anche la situazione della partenza, il viaggio che ti ha portato qui in Italia. Dall'altra parte vi presento subito Marilena e Carmelo, che sono una famiglia di Augusta in Sicilia che ha a un certo punto accolto Raymond in casa loro. Per questo parliamo di accoglienza. Che esperienza è stata, come è stato possibile poterlo accogliere? Sì, buonasera innanzitutto. Noi appunto ci siamo, le nostre storie, la storia mia e di mio marito con quella di Raymond si sono incrociate, è arrivato a un certo momento della vita. Noi avevamo desiderio di prendere in casa, di ospitare, di accogliere un ragazzo minore era il 2013 quando Raymond è arrivato sulle coste siciliane ed era il momento in cui proprio c'era il clou dell'immigrazione. E quindi arrivavano appunto in Sicilia molti ragazzi non accompagnati e così ci siamo messi in contatto con l'associazione Accogli Rete, la quale appunto ci ha permesso di essere un attimo insomma analizzati tra virgolette dagli assistenti sociali e ci hanno dato appunto in affidamento Raymond. Quindi noi non conoscevamo Raymond, abbiamo dato questa nostra disponibilità e loro hanno insomma unito le nostre storie e così da 3 anni e mezzo che Raymond vive con noi in casa nostra come un figlio. Che ricchezza ha portato Raymond in casa vostra? Tantissima, e ci ha cambiato totalmente la nostra vita, in meglio sicuramente. Beh, questo è positivo anche perché se facciamo riferimento ad esempio a quanto detto dal nostro vescovo, Don Gian Emanuele, anche di recente, no, l'invito ad accogliere, è bello vedere che comunque c'è una realtà di famiglie, di persone che nel silenzio questo lo fanno già e quindi può essere una testimonianza anche per il nostro territorio. Sì, certamente, dentro al conoscere sentivamo importante certamente conoscere le storie delle persone che fuggono dalla guerra, dalla povertà, anche il racconto di questi viaggi assolutamente disumani, ma anche il conoscere esperienze di accoglienza, anche appunto semplice, quotidiana, molto reale, molto diffusa, più di quanto si pensi. Sentiamo parlare sempre, spesso, dei viaggi nei barconi che portano le persone che fuggono, in questo caso dall'Africa all'Italia, senza sapere esattamente che cosa voglia dire e che cosa si provi in quel momento. Allora volevo chiederti, Raymond, questo viaggio che hai fatto appunto dal Cairo sino in Italia, quanto è durato, che esperienza è stata? Allora, non è stato per niente un'esperienza positiva perché ero solo, sono partito da solo, senza salutare nessuno dei miei genitori, ma semplicemente un piccolo abbraccio dato da mio fratello, anche per consolare i miei genitori e per dirgli di volermi bene sempre, anche se sono partito ho fatto questo grosso errore, questa grossa decisione, e di volermi sempre bene. Questo viaggio è durato 7 giorni, ovviamente senza sapere se poteva arrivare o dove potevo arrivare o quando arrivavo. Ma fortunatamente rispetto a tanti altri sono stato fortunato e sono arrivato sano e salvo, altri no invece. Diciamo che ci sono state tante paure durante questo viaggio, anche perché ero solo, infatti avevo 14 anni, quindi in fase di crescita, cioè posso dire ero anche un bambino. Quindi e non avevo nessuno accanto, ero solo, un semplice ragazzino. E lì che difficoltà hai trovato, di giorno e di notte durante il viaggio? Allora, durante il viaggio ci sono stati tanti momenti brutti anche perché eravamo 180 persone, egiziani e siriani, non c'era nessuno che ti poteva dire come stavi e poi in tutti i momenti c'erano le onde che facevano sbattere la barca, potevano anche capovolgersi da un momento all'altro, quindi la paura era sempre costante dentro di noi. Ma non facevo altro che pregare oppure piangere pensando ai miei genitori e pensando a rinunciare e tornare di nuovo indietro, però non era una decisione che potevo applicare o fare perché alla fine non potevo tornare indietro, cioè non lo decido io di tornare indietro. Magari fosse così già sarei ancora in Egitto. Questo viaggio però come lo hai organizzato? Come sei arrivato poi a lasciare il Cairo? Chi ti ha aiutato anche in questo? Allora un mio parente, una persona che conosco, mi ha aiutato a prendere questa decisione e mettermi in contatto con questi scafisti. Infatti poi sono scappato da casa mia di notte, tardi, senza farmi notare dai miei genitori e sono andato ad Alessandria con un piccolo polmino
E lì questi scafisti mi hanno preso con un pulmino e mi hanno portato in un un appartamento, chiuso io e un altro ragazzo per 5 giorni, senza vedere il sole né niente. E praticamente durante questi 5 giorni loro ci dicevano che noi dovevamo aspettare che la barca raggiungesse un numero per partire, perché ovviamente per loro la barca, anche se poteva accogliere 50 persone, noi dovevamo essere al minimo 200 persone. Infatti eravamo 180 persone in una barca proprio piccola, 12 metri può essere. Quindi c'era questo traffico di esseri umani, perché noi valevamo solamente un po' di soldi, non valevamo altro. E mio padre è stato obbligato a fare a pagare questi soldi, che sono 35.000 gonai, che è la nostra moneta, che equivalgono più o meno a 4.000 euro. E sono 2 anni di stipendio di mio padre. Quindi diciamo un risparmio di una vita può essere. E basta. Con gli scafisti che tipo di rapporto c'è stato anche durante il viaggio? Allora, sono scafisti ma anche schiavisti, perché sono persone che sono obbligate a fare questo lavoro, soprattutto per la loro povertà, perché non hanno nessuno della loro famiglia che lavora, ma anche perché sono obbligati a seguire degli ordini dai loro superiori, che sono questi scafisti maggiori, e quindi sono obbligati a comportarsi in un modo che non è proprio loro. Quindi Anche loro si trovano un po' in questa situazione che c'è, cioè si trovano un po' in mezzo, forse anche senza volerlo, dici. Sì, esattamente. Quando sei arrivato in Sicilia, dove sei sbarcato e lì subito la situazione come ti sei aperta? Vabbè, dopo 7 giorni ovviamente sono sbarcato in Sicilia, per fortuna, grazie a Dio. E da lì ho trovato la salvezza, perché ovviamente mettendo i piedi per terra ho trovato un'altra emozione, nuove emozioni. E da lì tutte le speranze che avevo perso durante il viaggio mi sono ritrovato di nuovo dentro di me. Quindi ho cominciato già a guardare avanti, a vedere il mio futuro, che a guardare al passato, cioè a pensare al passato. Spesso si dice c'è il rischio arrivando in Italia di essere un numero tra tanti. All'inizio è stato così oppure diciamo, la strada che ti ha portato anche verso Marilena e Carmelo è stata un pochino più semplice? Vabbè, allora noi immigrati non siamo altro che dei numeri, che arrivano 300 persone, arrivano ieri, sono arrivati ieri, 300 arrivano domani, cioè parlano solamente di numeri, ma non sanno che dietro questi numeri ci sono delle persone vere, ognuna ha la sua personalità. Infatti io quando sono arrivato non mi hanno dato il mio nome, cioè non mi hanno chiesto il mio nome, o forse sì all'inizio, però mi hanno dato un numero e me l'hanno attaccato al petto ed era il numero 92. E forse per un mese, ma anche di più, non mi chiamavano col mio nome, ma semplicemente mi chiamavano 92. Quindi non ero proprio un essere umano, forse. Ma questo è importante, infatti volevo chiedertelo proprio perché spesso quando si parla di migranti, almeno anche qui da noi, si parla di numeri, o perlomeno anche nei titoli dei telegiornali sono arrivati 200, sono arrivati 100, si parla di migranti come dei numeri. È bello poi poter approfondire questi temi, come state facendo anche adesso voi a Santa Margherita Ligure, proprio per conoscere questi ragazzi e per sapere che alle loro spalle ci sono delle storie, sono storie molto, molto difficili. Per voi invece non è mai stato un numero, è sempre stato Raymond e questa storia che cosa vi ha dato in questi anni e anche come ha cambiato la vostra vita, il vostro modo di fare quotidiano? Sì, certo, l'ha cambiato notevolmente, l'ha stravolta direi in bene ovviamente, perché comunque ha riempito quel vuoto che c'era nella nostra famiglia. Noi siamo una coppia sposata da parecchi anni e non abbiamo figli nostri naturali e quindi questo lo vedevamo un modo per intanto va bene colmare il vuoto che c'era in noi, però è stato un di più perché era proprio il bisogno, la voglia, il desiderio di dare assistenza, aiuto a un ragazzo che era stato costretto a scappare dalla sua terra, lasciare tutto e quindi trovarsi in una nazione sconosciuta, in una terra sconosciuta ovviamente vi lascio immaginare quali potevano essere i suoi occhi spauriti e quindi lì proprio la sua richiesta di aiuto con lo sguardo perché ovviamente Raymond è arrivato in Italia e non sapeva parlare l'italiano, la lingua la sconosceva totalmente, quindi tutto il nostro contatto iniziale è stato di sguardi, di carezze, insomma, per fargli capire che con noi, di noi si poteva fidare.
e così è stato. Ci sono altre famiglie che conoscete che fanno questo tipo di attività di aiuto e di sostegno ai migranti? Sì, ad Augusta parecchie famiglie hanno risposto positivamente e siamo stati 18 famiglie che abbiamo preso, quindi 18 ragazzi in affidamento, e quindi il territorio ha risposto molto molto bene effettivamente. Si può dire accogliere, può avere le sue difficoltà, ma certamente non è impossibile farlo. No, assolutissimamente, ci vuole un gran cuore, quello sì, una grande disponibilità a dare in modo gratuito. Ecco, gratuitamente, è un amore incondizionato che si deve dare e si riesce a darlo effettivamente, perché comunque un ritorno c'è sempre, perché avere accanto, facendo parte proprio della famiglia, un ragazzo, effettivamente comunque ti riempie la giornata, ti riempie la vita. C'è qualcuno che nonostante questo magari vi guarda storto per quello che avete fatto? No, storto no, però inizialmente qualcuno magari ci ha chiesto come mai abbiamo voluto intraprendere questa strada e quale coraggio ci è voluto, ma io ho semplicemente risposto che non si è trattato di coraggio, perché non me lo sono neanche posto il problema di mettere in casa un ragazzo straniero di cui non conoscevi nulla, non conoscevi il passato, proprio l'abbiamo fatto con tanta spontaneità ed è venuto bene, perché insomma siamo stati fortunati da ambo le parti, lui a trovare noi e noi a trovare lui. È stato quindi una sorta proprio di affidamento, di affidarci l'uno all'altro. Lui ha accolto noi e noi abbiamo accolto lui. Lei prima sottolineava le difficoltà di Raymond all'inizio di parlare, adesso parla benissimo italiano, c'è anche questo accento siciliano che ha adottato. Il tuo sogno, dicevi, era studiare. Adesso che scuola stai frequentando? Il quarto liceo scientifico delle scienze applicate ad Augusta. E il futuro quale pensi possa essere per te? Spero che un giorno diventerò qualcosa che a me piace. Avevo intenzione di diventare ingegnere informatico, però essendo anche un ragazzo di 17 anni, quindi cambio idea da un giorno all'altro. Con i tuoi compagni di classe hai fatto amicizie? Comunque ad Augusta ti trovi bene in questo momento? Hai nuovi amici? Sì, fortunatamente ormai mi sono adeguato con tutti i miei compagni, anche amici, chiunque che conosco già. Anche se c'è sempre qualcuno che forse mi vuole un po' male, o forse perché è razzista per la mia provenienza. Cosa gli dici? Vabbè, io non dico altro, cioè preferisco stare in silenzio perché è anche una forma di rispetto per quelle persone. E poi se lui non mi rispetta, alla fine sono sempre ragionamenti suoi, cioè alla fine può pensare come vuole, perché è sempre libero di pensarla come vuole. Però alla fine vado avanti lo stesso, nonostante le sue critiche. Ecco, una domanda che volevo farti: a distanza di 3 anni da quando hai lasciato il tuo paese, sei contento comunque della scelta che hai fatto di lasciare il paese o ti aspettavi meglio anche qui? Non lo so, ecco, cosa hai trovato? Sì, alla fine sono soddisfatto perché cioè, non è che mi aspettavo meglio o peggio, alla fine io andavo alla ricerca della salvezza, cioè a me importa solamente che sono ormai salvo, che ho trovato la pace. Poi alla fine tutto il resto viene dopo, quindi per me l'importante è che qui non c'è la guerra, non c'è tutta questa guerra che c'era in Egitto attualmente. Tu prima parlavi delle difficoltà del viaggio in barca, ora ripensandoci, lo rifaresti, l'avresti rifatto, sapevi nuotare, non so, cose che mi vengono in mente. Di nuotare no, non sapevo nuotare, come tanti altri, però credevo di saper nuotare, la cosa è diversa. No, non lo rifarei. Mai, cioè, lo sconsiglio a chiunque persona che conosco, anche se me l'hanno chiesto, cioè, ci sono delle persone che mi hanno chiesto se questa cosa si può fare, però l'ho sconsigliato a tutti perché non è un viaggio, è rischioso, cioè c'è più probabilità che puoi anche morire. Te lo chiedo perché in effetti a volte molti pensano, vengono via tutti, scappano sui barconi, evidentemente piace fare così, non è così. Non è una crociera, la cosa è diversa. C'è un libro che racconta della storia di Raymond, Il mare nasconde le stelle, della giornalista Francesca Barra, che ha conosciuto Raymond e ha voluto raccontare, portare nero su bianco questa storia. Voi come vi ha trovato, ecco, poterla raccontare anche la vostra esperienza? Sì, l'incontro con la giornalista è stato diretto tra Raymond proprio e la giornalista, perché si è trovata lì ad andare a scuola per presentare il suo libro precedente e in quell'occasione, parlando del coraggio del cambiamento, la professoressa di italiano di Raymond appunto l'ha invitato ad avvicinarsi alla giornalista, a presentarsi e a raccontare la sua storia. Ovviamente il tempo era ristretto, quindi la giornalista ha chiesto il suo nome per poterlo rintracciare su Facebook, e lì poi
poi attraverso insomma questi nuovi sistemi, mezzi, è arrivato, insomma, gli ha raccontato la sua storia e lei ha pensato bene di scrivere un libro. Prima ha scritto un articolo su 7, l'inserto del Corriere della Sera, e ha avuto molto successo questo servizio qua, e presentato il tutto alla Garzanti. La Garzanti è stata entusiasta della pubblicazione del libro, quindi nel giro di un mese e mezzo hanno scritto il libro sulla storia, quindi lui raccontava tutti i particolari e lei scriveva, insomma è stato abbastanza impegnativo. È stato l'anno scorso e il ragazzo effettivamente, insomma... Però è anche attraverso questo libro che si è potuto conoscere la storia di Remo, il quale ha viaggiato molto, mi sembra, anche per portare la sua testimonianza, e anche grazie a questo libro che Don Gian Emanuele ha potuto conoscere e portare Remo qui. Si ricordo, era le vacanze di Natale dell'anno scorso, nel desiderio di andare 2 giorni a quietare. Come ultima cosa prima di partire ho detto vabbè, mi porto un libro, e per caso credo proprio su Facebook è apparso, non so, da qualche amico che me lo suggeriva, la copertina di questo libro. Sono andato in libreria, l'ho preso e appunto in quei giorni di riposo l'ho letto tutto d'un fiato, come succede quando appunto una storia ti prende. Da lì subito ho desiderato conoscere intanto la giornalista che l'ha scritto. Il desiderio era appunto di invitarla in una qualche occasione, poi non è stato possibile con lei, ma insomma questa cosa ce l'avevo dentro, e quando sono stato di recente in Sicilia mi sono messo in contatto con i genitori, insomma poi è avvenuto questo incontro e sono contento che tanti ragazzi, bambini, e tramite loro anche i genitori, le famiglie, possano conoscere questa storia. Qui Raymond e la famiglia hanno incontrato vari ragazzi, diverse scuole, c'è stato anche un incontro pubblico. Come è andata? Che tipo di domande ha anche suscitato? Ma ha riscosso, come immaginavo e come è bello che sia, una grandissima attenzione da parte dei bambini, dei ragazzi, degli adulti, anche un po' di commozione certamente in alcuni frangenti di questa storia, e tante domande. La cosa bella è che anche bambini piccoli o ragazzini hanno avuto lo spazio per ascoltare, pensare, formulare la loro domanda anche in un contesto ampio davanti ad altre persone più grandi. Questo mi sembra una cosa molto bella, che la comunità dia lo spazio a ciascuno appunto di ascoltare, farsi le sue idee, chiedere le proprie domande e così appunto crescere, io credo, dentro una consapevolezza, una coscienza nuova. Raymond, dopo 2 o 3 anni adesso che sei qui, che tipo di rapporto c'è con la tua famiglia, con i tuoi genitori biologici giù al Cairo? È la prima volta anche che li hai sentiti, poi come hanno appreso insomma, la notizia, che rapporto c'è ora? No, vabbè, la prima volta che ci siamo sentiti è stato un po', cioè non triste ma anche bello, perché in quella prima volta loro dopo 15 giorni hanno saputo che sono vivo, quindi anche se in quella chiamata di 1 minuto forse non abbiamo detto parole o niente, cioè solamente pianti praticamente. Però da quel momento loro hanno saputo che sono vivo e attualmente ho sempre i contatti con loro via Skype e parliamo sempre. Tu ogni giorno che tipo di sentimenti provi? Da una parte immagino ci sia la riconoscenza, come dicevi, il fatto della nuova vita, dall'altra però una patria, immagino, un paese che probabilmente ti manca anche. Sì, ovviamente mi manca il mio paese perché è il mio paese. Però vorrei che prima o poi, se diventerò per esempio qualcosa di buono nel futuro, spero di fare qualcosa nel mio piccolo per l'Egitto, come vorrei farlo anche per l'Italia. Ma questo è importante perché molto spesso quando si pensa alle persone che lasciano il proprio paese lo facciano, come dire, allegramente, andiamo via, invece comunque l'amore per la patria, ci siamo resi conto anche in tante testimonianze, è qualcosa che comunque rimane, è, come dire, un marchio che una persona si porta dentro. Questo confronto anche tra la cultura vostra siciliana e quella di Raymond egiziana, com'è? Cosa ci può raccontare? Certo, ci ha arricchito anche questo confronto proprio tra le 2 culture diverse, perché ovviamente usi e costumi di Raymond sono diversi da quelli nostri, quindi farla adattare alle nostre abitudini, già lui era un ragazzo appunto di 14 anni, quindi con le sue abitudini, farla adattare alle nostre ci è voluto un po' di impegno, però lui ha seguito subito, insomma, tipo adesso racconto degli aneddoti, non so, a pranzo magari non riuscivamo a capire perché lui non iniziava a mangiare, aspettava che iniziassimo noi,
perché? Perché vedeva che noi usavamo le posate, e loro per esempio in Egitto molto mangiano col pane, insomma si aiutano col pane a mangiare la pietanza, e invece lui si è adattato poi tranquillamente. Questo è venuto fuori dopo, dopo un paio di anni, insomma, dice no, ma noi là non mangiamo con le posate, ecco, tanto per dire. Quindi Però arricchisce, ecco, questo scambio. sì, arricchisce tanto, perché certo per noi, puoi immaginare, noi italiani, no, non si mangia con le mani, no? Però capisci, ecco, poi la dinamica, e quindi glielo fai anche fare adesso, qualche volta glielo consentiamo di fargli vivere, oppure non so, i cibi particolari, che ovviamente la cucina è diversa, totalmente diversa, e allora qualche volta all'inizio ci siamo messi a cucinare assieme, sì, lui si è fatto mandare magari le ricette dalla mamma e le abbiamo fatto assieme. E quindi. Se dovesse descrivere così Raymond, per chi non lo conoscesse, che ragazzo è in casa, si comporta bene? Sì, anche se io sono molto severo su di lui, però dai, si segue le nostre direttive. State molto vicino, c'è anche un amore, una responsabilità forte. Certo. Non è solo. Questo è molto importante. Così per concludere, tu stai portando la testimonianza a tanti ragazzi, che cosa dire a chi ci sta ascoltando, che sente anche insomma, le notizie dei telegiornali, delle persone che lasciano il loro paese? Spesso si dice aver paura dei migranti, delle persone che arrivano qui, qualcuno dice ci invadono, forse li avrai sentiti in questi giorni, oppure appunto dell'ISIS. Che cosa puoi dire loro? Allora, devo forse sottolineare il fatto che questi immigrati che non vengono per rubare o forse per fare questi attentati come pensano ora, che questi immigrati sono dell'ISIS, perché l'ISIS non lascerebbe un loro membro, possiamo dirlo così, rischiare la sua vita in mezzo al mare, perché ha tanti altri mezzi per portarlo in Italia o negli altri posti. Quindi queste persone che vengono qui in Italia non sono altro che persone che scappano per la guerra o per la povertà che hanno nei loro paesi, e non cercano altro che forse un sorriso gli può donare la felicità o tutto il resto. Quindi a me per esempio è bastato un sorriso della gente che veniva per questi volontariati che venivano da noi ad aiutarci e darci del cibo. Ci bastava solamente un sorriso. Io penso che a volte il privilegio di avere tutto, almeno da parte nostra, che siamo qui, annebbi un po' la vista e non ci faccia vedere poi effettivamente chi c'è dall'altra parte. È così. Sì, effettivamente sì, purtroppo è un dato di fatto questo, no? Il benessere poi ti porta a non considerare gli altri, e invece più sei nella sofferenza e più magari sei sensibile verso gli altri. Quindi anche a lei, per concludere, le faccio una domanda sull'accoglienza. In generale, che messaggio poter dare alle persone, in base anche appunto al vostro osservatorio, quello che avete fatto in questi 3 anni? Sì, io invito tutti veramente a cambiare idea, a togliere quei pregiudizi che si hanno sul fenomeno proprio dell'immigrazione, e invece cercare di accogliere, di ospitare e pensare, ecco, cioè mettersi nei panni di queste persone che lasciano tutto appunto per un futuro incerto, perché non sanno neanche loro dove vanno. Quindi arrivare in Italia o dove sia, insomma, e trovare le porte chiuse ovviamente non è gratificante per chi arriva, ma penso che non lo è neanche per chi è del posto, del luogo. Quindi io invito appunto tutti a cambiare un attimo una visione diversa, avere una visione diversa su questo fenomeno, per il benessere di tutti, perché poi ne trae beneficio tutta la collettività. Un'ultima domanda anche a Don Gian Emanuele: dopo questi giorni, diciamo, di riflessione, anche di ascolto, comunque tornerete a lavorare su questo aspetto dell'accoglienza? Sì, sicuramente il progetto andrà avanti, poi culminerà come già l'anno scorso con un viaggio per i ragazzi che vinceranno il concorso che si farà al termine. Quest'anno volevamo andare a Lampedusa, ma forse è complesso per tanti aspetti, allora andremo a Palermo. Comunque avremo modo di conoscere non solo una città bella, nuova per noi, ma anche tante realtà che già lì vivono appunto l'accoglienza. Io ci tenevo a fare una battuta sul discorso di prima. L'altra sera, proprio durante l'incontro pubblico, prima con le famiglie, si è dibattuto, è uscito da più parti un po' il tema ormai diffuso, noto, delle periferie a cui ci richiama Papa Francesco, e tante volte
giustamente, no, ci sentiamo come Chiesa di andare verso le periferie, immaginando le periferie come i luoghi dove si vive un disagio, no? E certamente questo è. Ma mi ha colpito l'intervento di una mamma che diceva che anche noi siamo periferia, anche i nostri mondi, appunto, dove si vive bene, dove c'è anche abbastanza ricchezza, dove a volte, come dice Papa Francesco, si rischia di vivere come dentro una bolla di sapone. Beh, questa è la nostra periferia. Questo modo a volte individualista, addirittura a volte indifferente o ostile di guardare all'altro, credo che sia espressione di un disagio. E allora questo incontrarci, scambiarci, ascoltarci, accoglierci, credo che se da un lato può essere un aiuto per chi vive certe periferie del mondo, per noi ci aiuta a uscire dalle nostre. Bene, grazie a Don Gian Emanuele Muratore, grazie a Raymond Karam per averci aperto il cuore, raccontato la sua esperienza, e anche a Marilena e Carmelo che ci hanno raccontato la loro storia di accoglienza. Allora la puntata termina qui, con i nostri anche auguri di Natale, perché ci rivedremo mercoledì prossimo per l'ultima puntata dell'anno con Missione Mondo. Grazie per averci seguito e a presto, arrivederci.